Valerio Mastandrea arriva a Venezia con il suo bel film Nonostante, che apre la sezione Orizzonti ufficialmente all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. In Laguna c'è stata molte altre volte, ma questa è la sua prima opera in regia e confida una grande emozione. Sono tanti anni che vengo qua e è sempre un'emozione diversa. Il film uscirà a marzo 2025. Il cinema italiano non è morto mai, come invece si dice spesso, artisticamente mai. È pieno di registi, di registe, di attrici, di attori interessanti che sanno fare questo mestiere. Diciamo che un po' l'apparato che dovrebbe sostenerlo produttivamente da un punto di vista della distribuzione, quello è sempre stato, diciamo, il problema principale per il cinema italiano. Speriamo che piano piano riusciremo ad avere un po' più di equilibrio rispetto a quelle cose. Un saluto a tutti gli amici di Media Nord-Est, ovunque vi troviate.